Tanti appuntamenti per le feste natalizie. Ad Agrigento sinergia tra Comune e Carabinieri con un occhio di riguardo alla solidarietà. Celebrata la festa della patrona da parte della Capitaneria di Porto Empedocle. La spiaggia verrà ripulita domenica dai volontari di Mare Amico. Interrogatorio di 8 ore per Marco Campione. A Messina gli organizzatori per organizzare l'arrivo dei ciclisti. Benvenuti a TVA Notizie. Comune di Agrigento e Carabinieri insieme per un Natale di solidarietà e non solo. Il servizio di apertura e le interviste di Arturo Cantella. Una serie di iniziative qui presso la caserma dei Carabinieri, la prima direi in assoluto in Italia, in collaborazione con il Comune, con l'Associazione Volontari di Strada, col maestro Panadia, col gruppo di Casesa, insomma tanta gente per festeggiare un Natale sicuramente diverso dopo la pausa del Covid. Un Natale sociale e solidale. Che verrà realizzato grazie all'amministrazione comunale di Agrigento e grazie a degli artisti, a dei personaggi che mi preme dire famosi, importanti di questa città, che si sono offerti gratuitamente per mettere a disposizione della cittadinanza una serie di eventi che renderanno il nostro Natale più bello. La collaborazione è nata spontanea, penso che è la prima volta secondo me, è la prima volta anch'io che mi trovo in questa situazione, sono lusingato, onorato che il nostro comandante con lo stinco abbia avuto questa iniziativa. Io poco fa ho detto, è una rivoluzione epocale e forse siamo veramente, Agrigento è la prima in assoluto per poter offrire a tutta la cittadinanza quello che realmente verrà realizzato all'interno della caserma. Questa è stata un'idea grande, un'idea di grande solidarietà e di grande cultura che l'Arma dei Carabinieri ha voluto offrire alla nostra Agrigento. Penso che sarà la tappa all'inizio di iniziative che seguiranno a breve. La grotta con il pastorello sarà qui proprio dentro la caserma dei Carabinieri e si potrà visitare, diciamo, liberamente. Sì, l'opera sarà realizzata dal maestro Roberto Panadia, un artista di fama internazionale che per la prima volta dopo 30 anni torna ad esporre ad Agrigento. Lo farà qui all'interno della caserma, il presepe sarà visitabile, quindi la nostra caserma sarà aperta al pubblico, sarà ovviamente gratuito, ma mi preme ricordare che parallelamente ci sarà la possibilità di acquistare il calendario dei volontari di strada con una piccola offerta, il cui contributo andrà sicuramente a rendere più bello il Natale anche di qualcun altro che ha bisogno. Assessore, tante le iniziative, coinvolgerete anche il centro storico, i mercatini agricoli, insomma anche il teatro Pirandello brevemente. Sì, assolutamente, ci saranno tante iniziative, stiamo lavorando velocemente e speditamente sul programma che verrà presentato immediatamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, prima dell'Immacolata speriamo, in quanto abbiamo ottenuto un finanziamento dall'assessorato regionale al turismo, sport e spettacolo di 40.000 euro, che sembrano tanti ma non sono così tanti per fare un Natale, dove arriveremo dal centro città, arriveremo alle frazioni, nessuna frazione verrà lasciata indietro, quindi metteremo un albero di Natale in tutte le frazioni come già abbiamo fatto l'anno scorso e faremo tante iniziative di novene, dei concerti, coinvolgeremo sicuramente il teatro, coinvolgeremo anche il centro storico, anche la cattedrale e quindi abbiamo un calendario ricco di iniziative che saranno appunto per un Natale diverso, un Natale speriamo sempre migliore e grazie anche ai volontari di strada per il lavoro che fanno e quindi anche di segnale forte sociale, grazie al colonnello e grazie a tutti coloro che si stanno impegnando perché la cultura e questo senso di bellezza delle cose sia sempre più in alto per Agrigento. E quindi concludiamo dicendo viva Agrigento e buon Natale a tutti. Grazie. E io aggiungo salviamo il Natale. Anche i volontari di strada coinvolti in queste iniziative natalizie? Sì, certo,
quest'anno ci sono più difficoltà rispetto agli anni passati perché c'è la pandemia, per cui siamo un po' nelle condizioni di non poter organizzare tante manifestazioni e tanti incontri con le persone, però il 22 ci sarà a Villa Seta questa bella manifestazione, cerchiamo di raccogliere qualche soldino per finanziare le nostre attività attraverso questo calendario, è una piccola offerta di 3 euro, si può fare, staremo un anno assieme con questo calendario e ringraziamo il colonnello Stingo, anche Don Salvatore, che ci ha dato questa vetrina stamattina per poter pubblicizzare il nostro calendario. Un'iniziativa sicuramente è la prima in Italia, insomma, grazie anche al suo impegno famoso dovunque, anche qui ad Agrigento. Io ritorno qui ad Agrigento con un'esposizione pubblica, quest'anno dopo circa 30 anni, si è avviato tutto 30 anni fa, ci sono stati alcuni eventi, però questo di qui segna in modo particolare la ripresa dopo 2 anni di sosta forzata. La cosa meravigliosa è che si apre proprio all'insegna della bellezza all'interno della caserma dei Carabinieri, un luogo delle istituzioni, luogo che siamo abituati a vivere e a vedere in maniera diversa. L'arma che si apre alla bellezza, la bellezza cura il territorio. Io ho aderito a questo invito proprio in maniera diciamo immediata e lo sto facendo veramente gratuitamente ovviamente, ma al di là della gratuità lo sto facendo veramente con un impegno particolarissimo, perché il messaggio che viene lanciato è un messaggio veramente importante. Giovanni Mangione, una mega torta di 200 kg che però organizzerete con un'associazione di bambini Down. Sì, il giorno 23 saremo presenti anche noi, in cui realizzeremo questa torta con un presepe tutto commestibile ovviamente, con delle casette fatte di cioccolato, di pasta di zucchero roccia, comunque tante tecniche lavorative. E al mio fianco ci sarà uno staff di ragazzi con la sindrome Down, quindi sarà anche uno spettacolo anche vedere loro lavorare, coinvolgerli, e tutti vestiti anche da pasticceri, quindi sicuramente sarà una cosa molto bella, molto impegnativa, ma con tanta soddisfazione. Santa Barbara, patrona dei marinai, festeggiata dalla Capitaneria di Porto Empedocle. Arturo Cantella. Festeggiata oggi Santa Barbara con un giorno di anticipo da parte della Capitaneria di Porto Empedocle, con una Santa Messa celebrata presso la Chiesa Madre, presenti anche i rappresentanti delle altre forze armate. Santa Barbara, una ragazza semplice e umile a cui piaceva studiare e imparare, una giovane vissuta secoli fa a cui volevano proibire di convertirsi al cristianesimo. Coraggiosa e determinata, Barbara continuò a dare ascolto alla sua fede e, forte dei suoi sentimenti, volle il sacramento del battesimo. Ripudiò più volte la religione pagana impostatole dal padre, abbracciando anche in punto di morte la fede cristiana. Per la sua storia e la sua tradizione, la protettrice dei lavoratori che hanno a che fare con il fuoco e le armi da fuoco in generale. È questo motivo per cui nel linguaggio comune il termine Santa Barbara sulle navi indica depositi di munizione dove oggi, come di consueto, la tradizione vuole che venga posta una rosa rossa vicino all'immagine della Santa Messa. Santa Barbara, la patrona della Marina Militare, quindi noi come Capitaneria di Porto, come Corpo della Marina Militare, abbiamo un messaggio comune. Il messaggio di Santa Barbara è quello della coerenza, della fede in ideali forti, in ideali concreti, al di là di tutti quelli che possono essere gli schemi e le restrizioni e i cliché che possono essere intorno a noi, e quindi la forza di volontà da seguire come esempio indirizzata al perseguimento del bene e del giusto. Questo è sicuramente il messaggio di fondo che ci trasmette Santa Barbara e che tutti noi abbiamo il desiderio e il dovere di seguire. Quindi la celebrazione eucaristica e l'omelia a cura di Don Salvatore Falzone, cappellano militare, che ha elogiato la figura della patrona e l'attività dei marinai che si spendono per il salvataggio anche dei migranti. Se vedete il sacerdote è vestito di rosso, perché? Il rosso richiama 2 cose: il fuoco e il martirio, l'amore, la donazione. Barbara si è donata per gli altri, è stata uccisa in odio alla fede e ha dato una testimonianza. Sapete, martire, ecco, la sua radice che significa testimonianza. Testimonianza di che cosa?
testimonianza di essere cristiana, testimonianza di essere fedele al proprio Signore. Quindi questo donarsi è come ogni giorno voi, carissimi marinai, vi donate per gli altri, e soprattutto qua in Sicilia, Porto Empedocle, Lampedusa, da cui dipende, ecco, Lampedusa dipende anche da Porto Empedocle, il donarsi ogni giorno. Io ho avuto modo di attraversare con il gommone speciale da Lampedusa a Linosa perché c'era maltempo, la nave non attraccava. Ho visto i marinai che erano tranquilli, sereni, veramente sono andati, eravamo 20 persone lì sopra, eppure a rischio, onde alte, a rischio, ecco, di perdere la vita, ecco, ci hanno aiutato e accompagnato a Linosa. Io per andare a trovare i carabinieri e gli altri cittadini che dovevano fare il capodanno lì, ecco, e vedevo questi marinai che si sono dati, ecco, veramente con dedizione e con cuore. Ecco, voglio sottolineare questo, anche voi, ecco, date testimonianza, e soprattutto quando salvate questi immigrati poverini, no, che arrivano, ecco, così, veramente, andando anche contro quella che è la natura a volte del pericolo, no, che incombe quando ci sono situazioni di disagio, mare mosso, ecco, voi vi donate. Ecco, a volte la vostra azione, che è silente, non viene neanche riconosciuta, dico, dall'alto, diciamo Roma, io dico, quando dico alto Roma, ma il Signore vi ricompensa. Concreti passi in avanti sono stati registrati sul ponte Corleone a Palermo. Adesso si attende la realizzazione dei ponti laterali, il cui progetto in fase di elaborazione dovrebbe essere ultimato entro febbraio del prossimo anno, in modo da consentire di affidare i lavori, come sostiene il deputato del Movimento 5 Stelle Adriano Varrica. Veniamo all'inchiesta Waterloo, interrogatorio fiume dell'ex presidente di Girgenti Acque, Adriana Licausi. 8 ore di interrogatorio serrato, seppur richiesto dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardante l'inchiesta Waterloo. Assistito dai suoi legali di fiducia Lillo Fiorello e Omar Giampaolo Mohamed Ahmed, l'imprenditore Marco Campione è stato interrogato dai pubblici ministeri della Procura di Agrigento, l'aggiunto Salvatore Vella, i sostituti Sara Varazzi e Paola Vetro, coadiuvati da un nucleo appositamente costituito composto da appartenenti alla DIA, Guardia di Finanza e Carabinieri, cioè le forze di polizia che hanno eseguito le indagini. Campione si è difeso a tutto tondo, negando di aver capeggiato un apparato criminale che ha gestito la fallita società Girgenti Acque esclusivamente ad uso e consumo personale, facilitando assunzioni clientelari ed agevolando le ditte di famiglia. Anzi, ha rilanciato affermando che l'azienda funzionava a dovere e il servizio veniva erogato correttamente ai cittadini. 50 le persone che hanno ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e tra questi l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede, professionisti, uomini politici, pubblici funzionari e uomini delle forze dell'ordine, oltre che giornalisti. L'interrogatorio dell'imprenditore prima arrestato e quasi immediatamente scarcerato dal Tribunale della Libertà si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri. Adesso la Procura della Repubblica, ultimati gli interrogatori degli indagati che hanno fatto esplicita richiesta, procederà con la richiesta di rinvio a giudizio. Contributi ad Agrigento per i disabili gravi, il servizio. L'assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, Marco Vullo, comunica che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune l'avviso pubblico per l'erogazione dei contributi sotto forma di voucher per i disabili minori gravi per portare a compimento i progetti individuali, assistenziali, sociali e riabilitativi. L'avviso, continua l'assessore, attraverso il distretto sociosanitario potrà offrire dei servizi socioassistenziali e sociosanitari per i minori gravi che daranno sollievo alle famiglie e hanno lo scopo di migliorare lo standard di vita con dei progetti individuali per i soggetti presi in carico. Gli interventi finanziari riguardano al disabile minore nella sua globalità, prevedendo 4 ambiti di intervento: quello sanitario, integrazione scolastica, integrazione socio-economica e lavorativa,
inserimento ed integrazione sociale. Per fare un esempio pregnante, nel piano personalizzato è previsto il trasporto per la frequenza scolastica o ai centri di riabilitazione. Questi piani hanno lo scopo di indirizzare le azioni di sostegno ai veri bisogni del disabile. Dopo la presentazione della domanda si passerà quindi alla redazione di un patto di servizio e contestuale, comunicazione e invio all'unità multidimensionale di valutazione per erogare il piano personalizzato con forme di assistenza diretta e indiretta per il disabile minore grave. Nella valutazione del progetto personalizzato del disabile minore grave avranno un ruolo fondamentale gli uffici dei servizi sociali del Comune. Le domande, afferma l'assessore Vullo, scadono il giorno 9 dicembre e devono essere corredati dalla fotocopia del documento di riconoscimento del beneficiario, dalla copia dell'attestazione della 104/92 articolo 3, la presentazione dell'ISEE 2021 con i redditi riferiti al 2020. Questo avviso, conclude l'assessore Marco Vullo, è uno strumento importantissimo per garantire servizi socioassistenziali, sanitari e sociali concreti ai tanti disabili minori che necessitano una cura, un'assistenza ai progetti globali per poter recuperare quantomeno i bisogni primari. Un percorso deve essere sostenuto con forza dalle istituzioni locali per i disabili e le loro famiglie. In questo percorso l'assessorato ai servizi sociali del Comune si batterà con tutte le forze per non deludere una platea che merita attenzioni tutto l'anno. 3 anni di reclusione sono stati chiesti dal pubblico ministero per il sindaco di Messina, Cateno De Luca, imputato di evasione fiscale ed emissione di fatture false. Il processo scaturisce dall'inchiesta sui centri di assistenza fiscale FENAPI, creati dallo stesso De Luca. La sentenza verrà emessa il prossimo 10 gennaio. 4 arresti per l'omicidio di un uomo trovato carbonizzato a Enna lo scorso anno. Il movente avrebbe dovuto restituire un prestito di 20.000 euro. Adriana Li Causi. I carabinieri del comando provinciale di Enna e del Rosso hanno arrestato 4 persone accusate di aver ucciso un allevatore di Pietraperzia, Andrea Paternò, 40 anni, e poi dato alle fiamme il corpo. L'uomo carbonizzato fu trovato nelle campagne di Enna nel luglio 2020. A far luce sul delitto le indagini dei militari dell'Arma coordinate dalla DDA di Caltanissetta. Il cadavere era stato scoperto il 13 luglio 2020 in contrada Arcera, in territorio di Enna. Il corpo era all'interno di un fuoristrada dato alle fiamme di proprietà del padre della vittima, ma solitamente utilizzato da Andrea Paternò, che era scomparso da 2 giorni. A dare l'allarme un uomo che si stava recando in una sua proprietà, allertato dal rogo. Secondo quanto emerso, alla base del delitto potrebbe esserci la richiesta di restituzione di un prestito di circa 20.000 euro avanzata da Paternò. In questo quadro si inserisce l'ennesimo litigio, prima l'uccisione a colpi di arma da fuoco e coltello, successivamente il corpo sarebbe stato poi spostato e dato alle fiamme, cosparso con del liquido infiammabile acquistato il pomeriggio stesso dell'omicidio. Gli arrestati sono un 63enne pregiudicato, un 36enne, 25enne e 24enne, tutti allevatori di Pietraperzia. Ad incastrarli alcune intercettazioni e le telecamere di videosorveglianza visionate dai carabinieri. Devono rispondere adesso di omicidio aggravato, distribuzione di cadavere, incendio e danneggiamento. Ancora cronaca, processo per l'ex fidanzato presunto assassino di Roberta Siragusa, la giovane trovata senza vita a Caccamo lo scorso gennaio. È trascorso poco meno di un anno dall'omicidio della giovanissima Roberta Siragusa, ritrovata senza vita nel fondo di un dirupo del Monte San Calogero a Caccamo la mattina del 24 gennaio scorso. Il procuratore capo di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, ed il sostituto Giacomo Barbera hanno chiuso le indagini. A Pietro Monreale, 19 anni, ex fidanzato della giovane ed unico indagato per il delitto che ha sempre negato, lo ricordiamo, di aver ucciso la ragazza, è stato notificato l'avviso di conclusione e si fa quindi più vicino il processo. Fu proprio il giovane a far ritrovare il cadavere di Roberta Siragusa. Quel giorno avevano passato la serata insieme con altri amici, nonostante la zona rossa imposta dalle restrizioni da Covid-19.
Poi, a dire dall'indagato, avrebbero litigato e lei, dopo essersi cosparsa di benzina, avrebbe deciso di darsi a fuoco. Monreale spiegò che per cercare di salvarla si sarebbe anche bruciato una mano, una versione che per gli inquirenti è stata sempre ritenuta inattendibile. Dell'autopsia era infatti emerso che la ragazza avrebbe avuto una profonda ferita alla testa e segni di ustioni in vari punti del corpo, tanto da non avere più capelli. Successivamente, grazie alle immagini riprese da alcune telecamere di sorveglianza vicino al campo sportivo di Caccamo ed alcuni oggetti, tra cui una chiave che era certamente di Roberta Siragusa, la procura ha sostenuto che la giovane sarebbe stata uccisa proprio lì e poi data alle fiamme, ancora viva. Un'auto, che per l'accusa sarebbe quella di Monreale, sarebbe poi rimasta ferma mentre era in corso il rogo. Secondo questa ricostruzione, il corpo senza vita della ragazza sarebbe stato poi trasportato lungo il monte San Calogero e poi gettato in un dirupo dove non furono trovate tracce di incendio. Per gli investigatori, inoltre, una telecamera avrebbe ripreso l'auto di Monreale passare per ben 2 volte lungo la strada sterrata che porta a quella zona di Caccamo nella notte tra il 23 e il 24 gennaio. Gli amici dei due spiegarono ai carabinieri che tra i 2 fidanzatini vi sarebbe stato un rapporto morboso e che Monreale avrebbe anche picchiato e minacciato pesantemente la vittima. Uno di loro, che fu quasi certamente l'ultimo ad aver sentito Roberta quella sera, aveva consegnato uno scambio di messaggio avvenuto intorno all'1. Lei mi ha inviato un messaggio dicendomi che Pietro voleva avere un rapporto sessuale con lei. All'1:06 mi ha scritto: devo staccare all'1:07, vediamo come va a finire con quello, e all'1:09 torno tra mezz'ora, non più tardi. Gli ho risposto alle 2:30 e gli ho detto di contattarmi per qualsiasi cosa, ma la 17enne non aveva dato più alcun segnale, tanto che il giovane aveva detto: non ho dormito per tutta la notte per un brutto presentimento, aggiungendo che ho detto più volte a Roberta di interrompere quella relazione con Pietro perché sarebbe accaduto qualcosa di brutto, e lei mi rispondeva dicendomi di avere paura delle minacce di Pietro rivolte sia a lei che alla sua famiglia. La procura non ha mai creduto alla versione alternativa fornita dall'indagato, che ha assistito dall'avvocato Gaetano Giunta e che si trova in carcere da quello stesso 24 gennaio. Adesso Monreale, se lo vorrà, potrà eventualmente chiedere di essere interrogato, poi nel giro di poche settimane i PM potrebbero formulare per lui la richiesta di rinvio a giudizio. Sulla pulizia domenica della spiaggia di Cannatello dai rifiuti trasportati dalla pioggia c'è l'intervista a Claudio Lompardo di Mare Amico. Mare Amico giorni fa con un video ha documentato gli effetti, diciamo, della forte pioggia che ha portato tantissimi rifiuti a Fiumenaro. In conseguenza di ciò avete pensato di indire per sabato una raccolta straordinaria. Sì, purtroppo questo è il risultato dell'abbandono dei sacchetti di spazzatura, dei rifiuti e delle discariche che si formano nei terreni limitrofi ai fiumi, e quando piove la piena dei fiumi riporta tutto in mare. E poi le mareggiate li restituiscono in parte, purtroppo in parte, alle spiagge. Abbiamo notato che la spiaggia di Fiumenaro Cannatello è ricolma assolutamente di rifiuti, prima che si trasformino in microplastiche è necessario andarla a raccogliere, e quindi abbiamo mobilitato tutto il mondo del volontariato ambientalista per fare questa operazione. Anzi, invito tutti i telespettatori a darci una mano d'aiuto sabato dalle 9 in poi. Più rifiuti porteremo in discarica, meno rifiuti ritroveremo in mare l'estate prossima. Perché purtroppo, dico, questa forte ondata di pioggia ha provocato questi risultati, ecco, non solo nella zona di Fiumenaro, San Leone, ma anche un po' in tutte le coste. Ovunque dove c'è un rigagnolo, un torrente, un fiume, attraverso questo corso d'acqua tutto arriva in mare, alla fine tutto arriva in mare.
Noi abbiamo concentrato la nostra attenzione, anche perché è un periodo invernale, in un solo luogo, il peggiore che abbiamo trovato nelle nostre coste, che è Cannatello. Faremo lì questa operazione, però io anche invito tutti coloro i quali ritrovano delle plastiche spiagge, soprattutto le plastiche, li portino verso terra, impedendo che questi ritornino in mare con le mareggiate. Compensi professionali non pagati. Il TAR condanna il consorzio ASI di Palermo a pagare oltre 50.000 euro in favore di un architetto. Il professionista, per ottenere i compensi spettanti, si è rivolto al TAR con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino ed Enrico Aguglia. Adesso ascoltiamo l'intervista realizzata dal collega Nicolò Giancreco a Rossana Florio, dirigente dell'Archivio di Stato di Agrigento, sulla Giornata internazionale dei diritti dei disabili. Dottoressa Florio, oggi è la giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall'ONU nel 1982. Allora anche l'Archivio di Stato non ha voluto far mancare una sua iniziativa con Carte senza barriere. Anche oggi l'Archivio di Stato di Agrigento ripropone il proprio impegno in favore delle persone con disabilità per garantire quindi a tutti l'accessibilità al patrimonio culturale, nello specifico al patrimonio archivistico, in una giornata così significativa che ricorda il ruolo della diversità e soprattutto ricorda a tutte le amministrazioni l'impegno nel garantire percorsi di accessibilità e percorsi di inclusione sociale. L'Archivio propone un nuovo percorso sulla scorta dell'esperienza già maturata in occasione delle giornate europee del patrimonio. Carte senza barriere in questa occasione è un percorso dedicato alla documentazione notarile per far scoprire al pubblico sempre più ampio e diversificato un altro aspetto quindi del nostro patrimonio archivistico, che è proprio il fondo notarile. In questa esperienza quindi sono nuovamente previste modalità di fruizione ampliata e integrata, quindi comunicazione multimediale, integrazione quindi di pannelli didascalici e di supporti in braille per le persone ipovedenti quindi e non vedenti. Di che stato di salute gode l'Archivio di Stato di Agrigento? L'archivio ha in cantiere intanto nuovi e numerosi progetti per l'anno 2022. A breve riprenderanno in presenza anche le attività con le scuole, in primis i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, e sono già programmate altre attività con enti e associazioni quindi a decorrere dal 2022, oltre alle attività ovviamente che continueremo a portare avanti sempre per garantire l'accessibilità e la fruizione ampliata del patrimonio archivistico. All'entrata della struttura ho notato che c'è in corso un work in progress, potrebbe annunciarci qualcosa in merito? Stiamo lavorando per valorizzare sempre il nostro patrimonio e valorizzare questa volta anche alcuni aspetti del nostro lavoro archivistico, quindi legato alla riproduzione dei documenti. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire al momento, perché poi con il 2022 ci sarà un percorso dedicato a questa nuova esperienza. Pausa adesso per la pubblicità, linea alla regia. Partorisce in autostrada, ma purtroppo il bambino prematuro muore. Tragedia nel Messinese, dove una donna ha partorito in autostrada, ma il neonato è morto poco dopo. Secondo quanto si apprende, una 37enne di Mistretta, dopo aver accusato alcuni dolori del travaglio, ha tentato di raggiungere l'ospedale più vicino, accompagnata in auto dal compagno. È iniziata la corsa verso la struttura sanitaria, ma in autostrada, all'altezza di Santo Stefano di Camastra, è avvenuto il parto in una piazzola di sosta. Il piccolo nato prematuro alla 27ª settimana è morto poco dopo. Inutile è stato l'intervento del personale sanitario giunto sul posto con l'ambulanza.
Da tempo il punto nascita di Mistretta è stato chiuso ed anche quello dell'ospedale di Sant'Agata Militello è inattivo da quasi 2 anni. L'unico punto attivo nella zona tirrenica messinese è quello presso l'ospedale di Patti. Il corpicino è stato trasferito presso il Policlinico di Messina, a disposizione dell'autorità giudiziaria di Patti, che ha avviato un'inchiesta. Un episodio simile si era verificato nei mesi scorsi, con protagonista un'altra donna dei Nebrodi, che nel tentativo di raggiungere l'ospedale di Patti aveva partorito durante il tragitto. In quella circostanza il piccolo non ha avuto conseguenze. Quanto accaduto riporta nuovamente alla ribalta il tema della chiusura dei punti nascita nel territorio nebroideo. Fino ad oggi sono state numerose le richieste avanzate dai cittadini per la riapertura del punto nascita dell'ospedale di Sant'Agata Militello e in quello di Mistretta, richieste rimaste inascoltate. Nelle scorse ore il sindaco di Sant'Agata Militello, in una nota ha scritto: episodi tragici come quello accaduto alla famiglia di Mistretta suscitano in tutti noi, abitanti dei Nebrodi, sentimenti di tristezza, ma anche di rabbia, perché la presenza di servizi sanitari essenziali deve essere garantita in territori come il nostro, marginali rispetto ai grossi centri. Vicini ai genitori e scevri da ogni tipo di speculazione sull'accaduto, sul quale sarà fatta la dovuta chiarezza nelle sedi idonee, invitiamo nuovamente le autorità preposte a riflettere ed impegnarsi perché all'ospedale di Sant'Agata Militello sia riattivato al più presto il punto nascita, presidio indispensabile per un territorio così popolato e distante da altri ospedali e dai poli sanitari principali. Impressioni ottime, direi, di tutti i progetti che abbiamo visto oggi. La mattina abbiamo cominciato l'istituto ISMET, che si è dimostrato un istituto veramente all'avanguardia della conoscenza, dell'innovazione in materia di ricerca medicale. Qui siamo davanti ad un progetto industriale, un vero mercato di nicchia altamente specializzato, un'impresa in Sicilia che riesce ad esportare il suo prodotto in tutto il mondo, e devo dire che con un investimento nostro anche abbastanza limitato si può avere un impatto enorme sul funzionamento e sulla possibilità di commercializzazione del prodotto qua creato. Dunque un'impressione veramente positiva, vediamo la realtà sul terreno, anche i posti di lavoro creati per questa zona, che è molto importante, e la possibilità di vedere una vera internalizzazione di questo territorio e delle sue imprese, e questo ci rende particolarmente, direi, soddisfatti. Per me questa macchina 10 anni fa era solamente un sogno, grazie anche a questo aiuto è diventata una realtà che aiuta a lavorare assolutamente in sicurezza, ma anche ad aumentare la nostra capacità produttiva. Solo 12 anni fa di questa società non esisteva niente, ora è una realtà imprenditoriale che opera nel mondo con 90 dipendenti, sostenuta dalla Regione Siciliana e dalla Commissione Europea. Io sono molto soddisfatto perché con l'obiettivo tematico 1, che significa l'innovazione e la ricerca, l'obiettivo tematico 3, il sostegno alle imprese, abbiamo centrato tutti i target di spesa, abbiamo sostenuto le imprese e oggi ci prendiamo la soddisfazione a fine programmazione di sapere di avere speso bene e di avere finanziato anche eccellenze. La commissione del Giro d'Italia a Messina per programmare l'arrivo dei ciclisti nell'edizione 2022. È un primo incontro operativo della tappa che a maggio riporterà il Giro d'Italia con un arrivo a Messina, che l'ultimo risale al 2017, come ricorderete, quindi un appuntamento importante per la città, soprattutto per presentarsi nel modo migliore. Questa è una nostra preoccupazione. Oggi sono qui i rappresentanti dell'organizzazione, cioè di RCS Sport, per cominciare a definire i dettagli organizzativi dell'arrivo, quindi del village che verrà installato in città, di tutte le attrazioni che sono annesse e connesse all'arrivo del Giro d'Italia. Sicuramente il Giro d'Italia è uno degli eventi sportivi più importanti a livello internazionale che l'Italia esprime, e averlo a Messina è molto, molto importante anche per la città. E tra l'altro è interessante scoprire ogni volta quante professionalità girano intorno all'organizzazione di un giro, come si lavori tutto l'anno per un mese e mezzo di manifestazione sportiva. Bene, è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.